stesso come fai il formaggio, solo che quello lì va fatto in temperatura, poi va fatto raffermare e da lì poi viene messo negli appositi. Ma anche questo qua parte temperatura? Sì, sì. Poi, tutti i formaggi. Esatto. Poi viene fatto raffermare bene negli appositi. Sì, dove scogli l'acqua. Esattamente, viene Invece pressato. rimane. In questo diciamo tu lo tiri su. In questo rimane il siero. Rimane il siero. Rimane il suo siero che è quello che gli dà quella deve piccola rimane acidità. morbidino. Esatto. Devo dire che dovete provare. Ah, oh. Per forza. Non mi dovrà legare per provare. Ma non è pronto subito, vero? È pronto quando? Domenica? No. Questo domenica, ma volendo si può anche domani mattina, però non ha quella punta di acidità, è sempre buono, no? Domenica mattina è pronta? Sì, domenica mattina è buono. Io l'avevo provato per la colazione. Organizzarci. Non è Natale cucina. Bello, eh? C'è spazio, Ma con Sì. spazi ti muovi bene. C'è una planche molto grande, qui dietro c'è una planche bravissima. Poi noi facciamo, anzi lo spiegherà nessuno, noi lavoriamo, come lavoriamo di fresco, facciamo alcuni canti tutti noi. Ah, Sì, cosa facciamo ancora? Sì, sì. Alcuni canti, facciamo dai, Sì, marinati, tutto Marinati, quanto riguarda. questa cosa. e i prodotti prendete sempre dalla zona? Esattamente. In priorità prendiamo la roba locale, Loro più domani facile da reperire, più fresco, loro vanno a Gergei domani. a Giorgetti. Sì. Famiglia di pastore? Allora vi spiegheranno bene che loro. Vabbè, Sì, ma da dove viene? il risotto. Sì, si viene il figlio